Buongiorno, buongiorno e ben arrivati a Est-Nord, il rovescio del Nord-Est. Oggi parliamo di corruzione, è un tema di cui non si parla ed è molto strano che non se ne parli. Siamo di fronte a una mole importante di finanziamenti che innerverà l'economia nei prossimi anni. Solo per il Veneto parliamo di 2,7 miliardi per le infrastrutture, per i porti, per le imprese, per le nuove economie necessarie, per la salute, e per l'ambiente. Tutti questi soldi pubblici, c'è per caso qualche regola, qualche dispositivo per fare in modo che non finiscano nelle mani sbagliate, non si attivino dei meccanismi di corruzione? Il PNRR sostanzialmente non li prevede. Anzi, in questo momento c'è una battaglia serrata nei palazzi che contano per togliere di mezzo anche il monitoraggio della Corte dei Conti, che è sempre servita in questi anni a cercare di capire appunto se i conti tornavano o se per caso non c'era qualcuno che ci faceva la cresta sui conti. La chiave di volta del PNRR è la velocità, ma questo è comprensibile perché abbiamo poco tempo per mettere in piedi i cantieri per finire le opere. Però la velocità è una cosa, ma c'è anche la questione di fare in modo che i soldi vadano a buon fine e possano davvero fare del bene e non arricchire qualcuno a spese di altri. Galbraith diceva che nel mondo degli affari corruzione e malversazione sono come gli scogli del mare, ci sono sempre, ma si vedono solo quando c'è bassa marea. Oggi che sembrerebbe ci fosse una marea un po' più alta, evidentemente gli scogli non si vedono, si fa finta di non vedere. Eppure la corruzione c'è. Gli studi recenti ci dicono che non è che le cose siano cambiate. La corruzione è una parte integrante dell'economia, possiamo dire, è diffusa, è strutturata, riguarda i politici, come riguarda gli imprenditori, come riguarda la burocrazia. È cambiata ovviamente. Non ci sono più i partiti come grandi soggetti che in qualche modo orchestravano la grande corruzione di Tangentopoli. Ci sono filiere di potere, ci sono personaggi, però è cambiata ma c'è ancora. Un ultimo caso di poche settimane fa, il rinvio a giudizio di un dirigente della provincia di Rovigo perché addomesticava i monitoraggi e le autorizzazioni per quanto riguarda una ditta che trattava rifiuti, la Coimpo. Uno degli addomesticamenti è stato proprio l'idea di non fare la valutazione di impatto ambientale riguardo alle cose che si sprigionavano da una vasca di questo impianto. Ricordiamo che da quella vasca si è sprigionata una nube tossica che ha ucciso 4 operai. Ecco, allora la corruzione non è che non faccia vittime, ne fa di vittime. Ed è proprio il caso di porci attenzione, perché appunto non se n'è andata per il solo fatto che non ne parliamo più. Grazie.